E nel prossimo servizio parliamo di un concorso speciale che ha visto insieme le Pro Loco del Veneto e le scuole. Vediamo. Si sono svolte nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Venezia le premiazioni del concorso Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto, un'iniziativa giunta ormai alla sesta edizione che ha contato solo nel 2017 l'adesione di oltre 5.000 partecipanti. L'obiettivo del progetto è stato quello di valorizzare la tradizione linguistica del territorio, proprio in occasione della Giornata del Popolo Veneto, celebrata lo scorso 25 marzo. Tra i partecipanti del concorso anche 12 istituti provenienti da Croazia e Slovenia. Siamo verso una società multiculturale, come si dice, ma è importante che nella multiculturalità ognuno nel proprio territorio conosca e sappia la storia e l'identità, anche chi viene qui da noi. Questo è fondamentale, l'omologazione non va assolutamente bene. 160 gli elaborati valutati dalla Commissione, 31 dei quali interpretati non senza emozione dai vincitori davanti a un'affollata platea. Una scuola che dialoga con il tessuto sociale e diventa promotrice dei progetti che rafforzano i legami con l'identità locale. La Festa del Popolo Veneto da quest'anno farà tappa in tutte le province, con eventi che coinvolgeranno le scuole partecipanti al concorso, le quali avranno l'occasione di presentare i propri lavori nei teatri, dal 30 marzo all'11 aprile. A questo concorso hanno partecipato quest'anno 113 istituti da tutto il Veneto. Nel Veneto ci sono circa 500 istituti scolastici, più del 20%. Sono numeri straordinari. Pensare che nelle scuole si faccia cultura e identità veneta, si parli di dialetto veneto, penso che sia una cosa straordinaria. Un impegno costante quello svolto dall'Unione delle Pro Loco della Marca, che lo scorso fine settimana a Valdobbiadene, in occasione dell'Assemblea provinciale, hanno presentato tutte le attività previste per il 2017, confermando il proprio ruolo nella promozione dell'offerta turistica trevigiana. L'Umbria Treviso sicuramente, non lo dico così con un po' di orgoglio, rappresenta un po' con la propria attività un esempio sì per il Veneto ma forse anche per l'Italia, con tante iniziative che le Pro Loco riescono a mettere assieme di valorizzazione dei prodotti tipici, con l'accoglienza attraverso gli uffici IAT e con anche esperienze originali come quelli di gestione di parchi, come noi gestiamo il parco archeologico di Attico e Livelet sui laghi di Revine, e con una segreteria efficiente che è a servizio tutti i giorni, 8 ore al giorno e non solo, anche di più, per le Pro Loco, per tutte le necessità che hanno, per fare loro assistenza, consulenza, per tutte le problematiche che hanno.